Presidente, un primo bilancio di sostenibilità, un passo importantissimo che segna veramente il futuro del Consorzio. Sì, questo davvero è il primo rapporto di sostenibilità che viene redatto da un consorzio in Italia, e quindi siamo davvero orgogliosi di presentare oggi questi primi dati che d'altro canto arrivano dallo stimolo fatto dall'Europa, quindi dall'incontro che abbiamo avuto con l'onorevole De Castro e quindi con tutto quello che poi seguirà anche in evoluzione in Europa. Noi oggi presentiamo i dati che riguardano sicuramente la nostra denominazione, uno status della nostra sostenibilità che non è solo quella ambientale ma anche sociale, ma anche economica, e quindi sicuramente daremo il primo avvio a quello che sarà poi anche la collaborazione con i sindaci. All'interno di questa presentazione oggi c'è anche un'importante novità legata appunto al condividere con i sindaci, le 15 municipalità, gli aspetti della sostenibilità, quindi un patto che porterà a una condivisione territoriale olistica che dovrebbe portare davvero numerosi risultati.